il posticipo del campionato di Serie B. Si è sbloccato il punteggio proprio un minuto fa allo Stadio Adriatico. Il Pescara è passato in vantaggio sul Lanciano grazie a un grandissimo gol di Caprari. Ve lo raccontiamo tutto di prima: il triangolo tra la Padula, Benali per Caprari appostato ai 18 metri, tiro a girare alla Del Piero per intenderci, pallone all'incrocio dei pali, nulla da fare per Cragno. Partita viva, intensa, bellissima. Vediamo lettura delle formazioni delle squadre. Il Pescara in campo con Fiorillo in porta, Vittorini, Fornasier, Zupanic, Zampano nel pacchetto arretrato, Memusciai, Torreira e Verde in mediana, Benali più avanti a sostenere Caprari e la Padula. La Virtus Lanciano che si gioca una fetta importante per quanto riguarda la permanenza in Serie B con il 4-3-2-1 di Maragliulo, Cragno in porta, Salviato, Aquilanti, Rigione e Di Matteo, poi Rocca, Bacinovic, Vitale, Bastola e Di Francesco e Ferrari a formare la coppia degli attaccanti. Alcune buone opportunità per il Pescara al 4 minuto con la Padula, un gran tiro, Cragno bravissimo in angolo, poi azione del Lanciano e prima palla gol, Rocca sotto misura, ha tirato a botta sicura, Zampano ha salvato sulla linea e nel capovolgimento di fronte Caprari, sempre lui, ha di fatto eluso l'intervento di Cragno, ma è stato bravo Vastola anche lui a salvare sulla linea di porta. Vastola che dopo qualche istante è stato ammonito per un brutto fallo su Torreira a centrocampo. Dunque poi al 30esimo il gol, la mezz'ora del Pescara che decide al momento il match. Vi dico anche che l'arbitro è il signor Rosario Abisso di Palermo. È il 35esimo, ricordiamo il punteggio: Pescara 1, Lanciano 0. Andiamo a Modena. Dello scudetto di Superlega. Zampano, delirio allo Stadio Adriatico per il raddoppio del Pescara esattamente al 35esimo. Pescara 2, Lanciano 0, Zampano di nuovo a te la linea. 36:30 nel corso del primo tempo, il Pescara ha raddoppiato, come detto in presa diretta con Zampano, davvero un grandissimo gol. Zampano è entrato all'interno dell'area di rigore dalla corsia di sinistra, doppia finta sugli avversari, sui centrali del Lanciano e poi gran tiro di destro sul primo palo, nulla da fare per Cragno che comunque anche aveva effettuato diverse parate e adesso il Lanciano non riesce a sfondare, riparte il contropiede del Pescara. Attenzione, si fa vedere Memusciai, il capitano Memusciai, ancora Memusciai, spazio per la Padula, parte il tiro sulla linea della tre quarti da parte di Caprari che è contratto da un difensore del Lanciano. Il pallone ancora per il Pescara, la Padula va all'interno dell'area di rigore, Benali, poi il pallone ancora sulla linea del fallo laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo, ancora Benali tiene palla il Pescara, entra adesso all'interno dell'area di rigore, attenzione, toccato un giocatore, calcio di rigore per il Pescara, atterrato Memusciai. Tutto questo al 17esimo, fallo netto e anche la munizione per quanto riguarda il giocatore del Lanciano Bacinovic. Dunque Bacinovic ha atterrato Memusciai, calcio di rigore, con molta probabilità sarà lo stesso Memusciai che è il rigorista della squadra del Pescara a calciare il rigore, a meno che Memusciai non cederà il pallone alla Padula. No, tira Memusciai, come abbiamo detto il capitano andrà a tirare il calcio di rigore. Tutto questo sta maturando al 17:40, quasi il 18esimo. L'arbitro adesso va a far posizionare i giocatori al limite dell'area di rigore, non ha reclamato il Lanciano, il fallo naturalmente era evidentemente era netto. Bacinovic tra l'altro è stato ancora ammonito. Memusciai è tutto pronto per il tentativo di trasformazione di questo calcio di rigore. Rosario Abisso di Palermo, è tutto pronto, dicevamo, il fischio dell'arbitro, parte Memusciai, il tiro, spiazzato Cragno, Pescara 3, Lanciano 0, partita al momento virtualmente chiusa. L'entusiasmo dei tifosi del Pescara, la disperazione dei giocatori del Lanciano, e dunque 3-0 e la linea va a Modena. Calcio di punizione Lanciano adesso al minuto 43, siamo ai 16 metri, seguiamo questa azione prima di tornare la linea nuovamente, prima di andare nuovamente a Modena. Sul punto di battuta va Di Francesco, tutto il Lanciano all'interno dell'area di rigore del Pescara che cerca di proteggere il portiere Fiorillo. L'arbitro Abisso di Palermo dice che è tutto pronto, il fischio, parte il cross di Di Francesco sul primo palo, interviene all'indietro Vittorini e riparte
il contropiede del Pescara, attenzione, 3 contro 2, il Pescara con Torreira davanti al portiere, Torreira una finta, il tiro, il gol di Torreira, perfetto contropiede, Pescara 4, Lanciano 0 e termina qui la partita con Torreira che mette a segno il quarto gol. Dunque apoteosi Pescara, delusione Lanciano, tutto questo al minuto 44 e noi andiamo a Modena. La contentezza dei tifosi del Pescara, intanto il quarto uomo dice che ci saranno 3 minuti di recupero perché il 4-0 naturalmente è un risultato importante, un chiaro messaggio anche alle dirette concorrenti che si giocano i play-off. Il Pescara sale dunque al terzo posto con questo 4-0 sul Lanciano, il quarto gol perfetto contropiede con Torreira che ha atteso anche l'uscita di Cragno, una finta e poi il pallonetto a scavalcare il numero 1 del Lanciano che non ha potuto nulla sulla conclusione del centrocampista della formazione di Oddo che ha messo il pallone in porta. E naturalmente festeggiano i 15.000 dello stadio Adriatico, problemi del Lanciano che ora è al terzultimo posto con 39 punti. Linea Pescara. Mi dai la linea Umberto Vallone nel momento in cui l'arbitro Rosario Abisso di Palermo dice che il derby d'Abruzzo per la Serie B è terminato. Il punteggio è eloquente, Pescara 4, Lanciano 0. I gol nel primo tempo al 30esimo di Caprari, al 35esimo di Zampano, nella ripresa al 7° minuto ha realizzato Memushai su calcio di rigore, il quarto gol di Torreira al 44esimo minuto. Il Pescara sale al terzo posto e meritatamente da solo in classifica, problemi per il Lanciano che è terzultimo e dovrà cercare la salvezza nelle ultime 2 gare. Ricordiamo allora il finale dallo stadio Adriatico, Pescara batte Lanciano 4-0, un bel momento con i tifosi del Pescara che chiamano i giocatori ma anche i tifosi del Lanciano che vogliono tutti i giocatori nonostante il pesante risultato sotto la curva. Il finale ve lo ricordiamo, Pescara batte Lanciano 4-0, linea al giornale radio.